Pasto nero con 10% di carbone vegetale. Facciamo un mezzo chilo, quindi abbiamo su mezzo chilo di farina 350 di acqua. Lievito. Meno, no? Il sale, tutto. Allora iniziamo ad aggiungere un po' di carbone. Mettiamo ancora 50 di sale, piano piano, così vediamo come reagisce il carbone vegetale. Grazie. È un po' più difficile da lavorare. Eh sì, e anche il profumo non c'è perché non sa di niente il carbone vegetale. Con l'8% già inizia a essere bello nero, ma bisogna farlo assorbire a tutto l'impasto, quindi bisogna lavorarci tanto. Perfetto. Ok, e adesso procediamo allo staglio. Wow! Sì. Ok. Bella. Ed ecco tutto l'impasto di Jean Paul. Nero a carbone vegetale, 350 di acqua. 68. 68 se facciamo di 68. carbone. E adesso a nanna. Olio abbondante su tutto. Andiamo a bucare. Così va bene? Sì. Voilà. Attenzione devant, chaud devant. La giriamo e torniamo lì. Man mano che cuoce continuiamo. E torniamo lì, perfetto. Ok. Questa è un po' più difficile da capire quando è cotta, perché è già nera. E ci siamo. È diventata marroncina? La pizza Vesuvio. Ok, andiamo a mettere la salsiccia di Bra, che si mangia cruda proprio perché è di mucca. Rucola. Se assaggi solo l'impasto non senti differenza.